Io mi piace vedere giocare. Sei venuto col cannone oggi? Dai raga, dai, dai! Eravamo 3, ora siamo partiti. Però un solo mezzo. Era. E c'è anche il 37, quel ragazzo nuovo. Amici di Sportisili, buongiorno e buona domenica da Francesco Cammuca, pronto a raccontarvi Academy Palermo Calcio Trapani, gara valida per il campionato Elite riservato ai giovanissimi under 15. Come potrete sentire sarà un bel calvario stamattina raccontare la partita, non tanto per il livello di gioco che si prospetta molto alto quanto per la fonia di chi vi racconterà questo incontro. Partita che si prospetta molto interessante sia perché l'Academy Palermo Calcio tra le mura amiche del Pisani ha spesso e volentieri fatto bene, sia perché di fronte c'è la regina del campionato, ovvero sia il Trapani guidato da Mattia Rao, tecnico che è tornato in Sicilia, lui che è stato a Trapani, a squadra a Palermo per tanti anni ad allenare. È stato per un po' al nord e ora è tornato in Sicilia per una missione, prendersi questi ragazzi del Trapani e portarli su, ma di fronte oggi partita di livello contro l'Academy Palermo Calcio che, come detto, in questa annata, in questa nidiata dei classe 2009 sta facendo bene. Ricordiamo che questa è l'ultima gara della 16ª giornata. Trapani che non è in testa c'è l'Atena di Agrigento insieme al Calcio Sicilia che hanno già giocato. Il Trapani vincendo andrebbe a -4, ma l'Academy è lì, quota 26 punti, quindi 6 lunghezze di ritardo rispetto ai Granata. È iniziata l'Academy Palermo Calcio Trapani. Procedo con la lettura delle formazioni partendo da quella guidata da mister Santa Lucia. In porta Inzerillo, poi in ordine numerico con il 2 Maniaci, col 3 Felice,
con il 4 Ganci, con il 5 Saladino, mentre c'è un fuorigioco, con il 6 Scarcella, con il 7 La Monica, con l'8 Cascio, con il 9 Mazzola, con il 10 Baglione, con l'11 Pace. Risponde il Trapani con Pastorella in porta, poi col 2 Angileri, col 3 Tobia, col 4 Filippi, col 5 Santoro, col 6 Giallo, col 7 Giustiniano, con l'8 Mandalà, col 9 Pipitone, col 10 Lamantia, con l'11 Nicoletti. Subito lancio a cercare Pipitone che non può arrivare, allora fallo laterale per l'Academy con la gestione di Baglione, poi lancio in avanti, colpo di testa di Mazzola, prova ad arrivare Pace, viene fermato in fallo laterale dall'intervento di Angileri, rimessa per Felice, chiusura da parte della linea difensiva dei Granata, poi palla che arriva direttamente ad Inzerillo. Rinvio del portiere dell'Academy a cercare ancora Mazzola, che viene però fermato, spinge dall'altra parte il Trapani. La palla gestita sulla destra da Pipitone, poi per vie centrali Giustiniano. Ancora Pipitone, chiuso, serie di batti e ribatti al limite dell'area casalinga, poi Baglione allontana, ma c'è stato un fallo di mano da parte del numero 10 in tenuta blu. Allora punizione per il Trapani, sul pallone c'è Pipitone, c'è Giustiniano. Ne vuole 3 in barriera Inzerillo. Ci sarà presumibilmente il tocco di Giustiniano per Pipitone, motivo per cui Baglione è già pronto a scattare, fischia l'arbitro, eccolo il tocco per Pipitone che la fa girare, palla sopra la traversa. Inzerillo la gioca vicino, palla lungolinea, il colpo di testa con Mazzola che non è riuscito a servire la Monica, poi c'è un fallo da parte di Maniaci ai danni di Nicoletti, calcio di punizione per il Trapani. Occhio! Anto, occhio! Nico! Peppe! C'è la punizione per il Trapani. La palla che spiove in mezzo, colpo di testa a mettere fuori, ancora Trapani che cerca di attaccare, bravo Baglione, poi altro pallone scodellato nell'area dell'Academy con il tentativo di Lamantia che va a vuoto, ma c'è stata la deviazione di Maniaci secondo il direttore di gara. Allora il primo calcio d'angolo della partita è per il Trapani. Oh, il 5! Già battuto, pallone che spiove, colpo di testa e il gol di Giallo, il vantaggio del Trapani dopo 4 minuti di gioco, la firma da parte di Giallo e dunque sblocca il match. Forza ragazzi! Oh dai ragazzi, giochiamo! Oh! Dai! Gol di Vincenzo Giallo, capitano del Trapani. Dai ragazzi, arriva il nostro, dai! Andiamo! Cerca subito di batterla più lunga che può l'Academy. Pace, anticipato da Angileri, fallo laterale. Rimessa per Felice dentro l'area, colpo di testa a mettere fuori, poi lotta Pipitone e c'è un calcio di punizione in favore del Trapani.
Vai, oh, vedi, avanza. Bravo. La palla c'è Santoro. E si può giocare. Pastorella. La battuta dall'altra parte, colpo di testa, poi il controllo di Giustiniano, fermato, ancora apertura sulla sinistra, posizione regolare per Nicoletti, fermato da Maniaci che riesce ad allontanarla. Mazzola, tocco per Baglione, può distendersi ora l'Academy, Baglione prende campo, poi il lancio a cercare Mazzola, l'uscita da parte di Pastorella. Abbassati, rimani qua, dopo il centrocampo, vai, ganci. Portiere molto promettente, il palermitano Pastorella, fino all'anno scorso al Team Calcio, quest'anno scelto Giochiamola! Bravo! poi fallo laterale per il Trapani, protetto da Tobia. Filippi, verticale per Pipitone che viene poi fermato. Baglione prova a far viaggiare i compagni, capisce però tutto Tobia che avanza. Nicoletti, dribbling ai danni di un avversario, ancora Nicoletti, va via sulla fascia, mette in mezzo il pallone, il tocco sotto misura di Lamantia con la palla che finisce fuori. Opportunità subito per il 2-0. Punizione, tempo per il Trapani. Con Filippi sul punto di battuta. Occhio! Raga, ognuno il suo, occhio! Pallone che spiove nel cuore dell'area, prova ad arrivare la Mantia. La Mantia spalla alla porta, il duello con Felice, si riparte dal fondo. Ottima giocata difensiva da parte di Antonio Felice. Mettiti davanti, gioca. Mettiti davanti. Inzerillo va a battere, palla che arriva poco prima del centrocampo, colpo di testa di Nicoletti, poi Pipitone, la Mantia non può arrivare. Colpo di testa di Giallo. Prova ad arrivare Baglione, Baglione arriva. La palla è troppo lunga però. Poi c'è un fallo. Ma non si può giocare! A danza praticamente. Le proteste per l'eccessiva severità di alcuni fischi. In ogni caso punizione ancora per Filippi. Attaccati, mettiti su, attacca. Pallone che arriva in area, colpo di testa per una deviazione, il salvataggio di Inzerillo straordinario su una deviazione fortuita. Pipitone prova a giocarla, subisce il fallo di Ganci. Ma quanto ne ha fischiate? 6? Cioè, non ci sta facendo giocare. Ci si dia a fischiare ogni pezzo.
punizione questa volta per Baio. Pipitone. La mette in mezzo sul secondo palo, colpo di testa sulla traversa, ma c'era fuori gioco da parte di Nicoletti. Ah, ok, cazzo. Occhio sulla seconda, arriva Santo, è tua. Batte in Zerillo. Baglione, però a prolungare non ci riesce. Attacca, usciamo! Gira palla dalle retrovie il Trapani che arriva fino a Pastorella. Manda là. Cerca e trova i compagni, in particolare la Mantia. Pipitone. Attacca, chiudi, non fai ragione, attaccati, no! Prima! Poi cerca la giocata, Angileri non la trova. Baglione. Chiuso ancora. Poi palla giocata in avanti. Pipitone prova ad arrivare sul fondo. Arriva Scarcella che scorta l'uscita del pallone. Allargati, Ecco la Scarcella. Palla per Felice. Palla lunga. Mazzola con la sponda che non va. Santoro per Pastorella. Lancio del portiere. La palla scaricata ancora su Mandalà. Il lancio dall'altra parte è salito Tobia, fermato. Poi interviene Filippi. Colpo di testa, prova a intervenire ancora l'Academy senza successo. Chiusura poi di Ganci. Poi Santoro, lancio, non riesce a intercettare Maniaci. E allora la fuga sulla sinistra di Giustiniano. Ora Giustiniano propone questo cross, secondo palo, ottimo. L'intervento, il calcio d'angolo. Vedi, una doppia! Oh! Angolo numero 2 per il Trapani, battuto Mandalà. Pipitone. Mandalà è zona tiro, lo prova infatti, c'è la respinta, ancora Mandalà, secondo tentativo che si impegna. Zerillo para. Angileri, poi Mazzola, fermato dall'intervento di Mandalà. Ce l'hai facile. Da una mano, Giovi! Giustiniano, lancio in avanti, il tocco sotto misura e il gol del 2-0 firmato da Nicoletti. Ferma in questo caso la difesa e raddoppia il Trapani. Oh signore! Ma sta scherzando! Lo so. Oh, fuori gioco, arbitro! Oh, fili! Proteste per Scarsi, giochiamo, Samu! presunto fuorigioco. Oh, giochiamo, dai! Era lì. Otto! Di più! Giochiamo! Forza ragazzi! E dunque 2-0 per il Trapani. Pace prova subito a scuotere i suoi, lo chiude senza troppi problemi Santoro. Peppe, staccati, vai sull'occo, lascialo. No. Pipitone viene a prendersi la palla. Lancio. Colpo di testa da parte di Maniaci, poi ancora Trapani. La chiusura da parte di Ganci su Nicoletti. Mazzola. Ganci. Scavalca qui, Mazzola non riesce a controllarla. Colpo di testa di Scarcella. Vai vicino. Pace palleggia, poi d'esterno su Mazzola, chiuso
da Santoro, poi la mette in fallo laterale Angileri. Giochiamo, metti davanti, Gabri. Dai raga, tranquilli, giochiamo. Mazzola manda là sulle sue piste, ancora Mazzola che la tiene, buona giocata qui, poi Santoro spazza. La Mantia corre va, la Mantia, c'è l'arrivo a tutta velocità di Giustiniano che controlla il pallone, chiuso molto bene da Saladino, terzo calcio d'angolo della partita per il Trapani. Samu, prendiamo il Samu! Pallone giocato corto, poi conclusione sul primo palo Dai, veloce! da Inzerillo che vuole mettere subito in gioco. Salvo! No. Palla controllata non definitivamente da La Monica, e allora Trapani che recupera. Pipitone cerca un compagno da servire, trova Mandala, il passaggio viene intercettato da Felice. Pace, sterzata e tocco centrale, ma non ci sono compagni, allora ancora Trapani. Ganci prova ad intervenire, poi Tobia fermato anche Saladino che deve lottare per tenere palla. Ancora Saladino, serie di rimpalli, si continua a giocare. Baglione per Mazzola, può servire, Pace sulla corsa, chiusura di Santoro. Giochiamo, abbassa, Andato Santoro. Ancora Santoro. Andato Santoro, Angi. Quando sale? Santoro prosegue, va giù, punizione. Trattenuta reiterata e giallo per La Monica, se ho visto bene. Giallo sulla ribattuta. Lascia Giusti. Lascia Giusti. Monito dunque Cascio, maglia numero 8 per lui. E punizione per il Trapani. Diciannovesimo in corso. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, battuta da Soter, lo schema che non riesce al Trapani, poi La Monica e Cascio. Forza Flavio. Verticale per Mazzola, chiusura, poi Tobia, Gioca. avanza Tobia, Appoggia. nessuno che lo ferma, allora pallone scaricato per Giustiniano. Forza ragazzi! Giustiniano passa dal centro, manda là, poi la palla per vie centrali, Pipitone al limite, ancora Giustiniano, poi Nicoletti e fuori gioco di La Mantia. Dai ragazzi. Tanto apriti! Gioca! Occhio che tu è lunga, Pipì. 10, ora prendi Attacchiamoci, oggi attacchiamo, dai! Mario! Guarda quanta distanza c'è qua! Scarcella con la punizione Attaccatevi! allontanata da Mandala. Giustiniano Accompagniamo. seguito da Maniaci che gliela mette in fallo laterale. Santo, siamo in questa metà campo, devi salire. Colpo di testa Apriamoci, gioca! solo Gioca, accennato apriamo, da veloce! Lamantia. Dai largo, prega, pronto? Scarcella verticale su Pace, anticipato. Pipitone va a puntare, Pipitone fermato ancora da Scarcella. Anticipa di Angileri, poi ancora Felice. Ehi, Solo Quando
quella palla lunga, Giustiniano, il controllo, Giustiniano calcia, colpisce il palo e poi pallone messo fuori ad un passo dallo 0-3 il Trapani. La rimessa di Tobia, colpo di testa di Cascio che prova a ripartire, corre Cascio, poi perde il contatto col pallone, c'è il fallo. Giova, girati, Giove! Palla messa fuori da Saladino. Filippi, fermato da Cascio. Poi Mazzola non riesce a controllare, ma c'è Baglione in anticipo. Ora Baglione, fallo. Questa è munizione! Arbitro, onestà! Devi essere corretto! Oh, era qua! Oh! Va bene? E mandala dalla sua parte. Oh, voglio fino alla fine! Unico! Oh, dillo! Bibi, dillo poi! Vai! Saladino la mette nel cuore dell'area, pallone che rimbalza, nessuno la tocca, la lancia a giallo. Pipitone prova a far correre i compagni, arriva Saladino, poi Baglione fermato col fallo, punizione per l'Academy. Cacchiamo la seconda! Occhio sulla seconda! Occhio tira in porta! Occhio sulla seconda! Sulla palla c'è Baglione, 3 in barriera per Pastorella. Sistemata la barriera, si può andare, c'è il fischio. Parte Baglione sopra la barriera, la parata da parte di Pastorella. Raga, crediamoci, oh! Crediamoci, dai! L'avrei preso. Via tiro! Andiamo! Al piccolo Trotto Santoro. Palla per Giallo. Giallo! Continua il giro! Giustiniano. Serie di tocchi, Pipitone fermato, intervento di Maniaci, poi Scarcella, Vieni, sei solo! Mazzola, Sei solo, vai su, vai su! la porta su, poi Baglione, arriva anche Cascio, la palla dall'altra parte per Pace, il tiro di Pace, Pastorella in calcio d'angolo. Dai, crediamoci! Andiamo dentro! Sale di colpi e di colpo l'Academy Palermo Calcio. Andiamo dentro! Veloci! Al primo! Primo angolo per la squadra di Santa Lucia. Dai ragazzi, tocchiamo la palla! Che arriva! Tanto direttore di gara che vuole vederci chiaro su alcune trattenute. Dai, giochiamo! Fiore! Tempo! Si può battere.
La battuta di Baglione, colpo di testa, pallone che rimane lì. E poi ancora Pastorella blocca sul tentativo di Scarcella. Dai che c'è partita. Usciamo prima. Dai. Batte lungo Santoro. Bravo Scarci. Scarcella di testa. Poi Pipitone. Manda là, la tiene in campo, anzi no. Dai. Sì, hai detto è tanto. E io non ammetto. Allontana la difesa dell'Academy. Poi Angileri. Controllo di Filippi, ancora Angileri, pressato a Pace. Pipitone. Angileri. Converge, poi la palla per Pipitone che pensa al tiro, respinto. Poi Nicoletti, altro tiro respinto, non la tiene in Zerilli. Calcio d'angolo. Andiamo. Dai, Mazzo. Battuta corta, poi il cross respinto. Poi chiude tutto Saladino. Sarà fallo laterale per l'Academy. Quanto siamo? Gioca il Trapani con la palla allargata a destra sul Pipitone. Converge, finta il tiro, poi apre dall'altra parte, posizione regolare per Nicoletti, poi Giustiniano calcia e trova il bellissimo gol dello 0-3. Fiammata improvvisa da parte di Nicoletti che nel momento forse migliore Forza ragazzi, dell'Academy forza! trova la rete del 3-0. Vai Salvo, forza! Nico, ora si Già recuperato palla il Trapani. Nicoletti, serie di finte, poi il tocco, Pipitone, tocco per vie centrali, Giustiniano palleggia anche con la testa, poi il gol del 4-0 segna anche la Mantia che va a prendersi l'abbraccio dei compagni panchina. 0-4. Dai! Non si molla! Si gioca fino alla fine! Oh! Vai! Stai abbronzando. Ci sono due. Dunque Academy che aveva trovato situazioni importanti a livello offensivo negli ultimi minuti, ma poi trafitta da una gran giocata individuale e poi da un'azione figlia forse dello scoramento. Andiamo. Bisogno di cuore. Mancano ancora 5 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Lama, vai a lottare, Lama. Fuori la palla, dai. Dai ragazzi! Assolutamente con il piede! Saladino qui la perde. Vai dentro, La ripartenza del Trapani. Giustiniano fermato, Dai, palla al veloce! fondo. Veloci! Dai! Vai, 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 andiamo!
Fabri, come sta andando avanti? Giocala! Palla persa dall'Academy. C'è là. Caramello è... Dai Samu! Sta a santierare. Colpo di testa, poi ancora Nicoletti. Pipitone cerca la giocata. Riesce comunque a tenere il pallone. Poi lo chiude solo per un attimo Felice. Pallone e mezzo. Pallone recuperato dall'Academy. Mazzola non riesce a controllare ma arriva a Pace. Anticipato. Su, saliamo! Pastorella con rinvio troppo lungo per tutti. Pallone recuperato dal Trapani, conclusione, respinta. Giocala! Baglione, l'esterno fiondato su Pace. Il passaggio intercettato, arriva Maniaci, palla che va all'indietro. Dai, insisti! Pastorella qui commette un'ingenuità. Occhio allo scambio! Devi guardare! Vai dentro! E allora secondo angolo per l'Academy. Pallone in area, Pastorella. Va subito a rinviare, forse in posizione irregolare qui Giustiniano affronta Maniaci in velocità, arriva in area, Giustiniano per la rete del 5-0. È bastata una corsa in verticale per Giustiniano che firma la quinta rete del Trapani. Dai! Dai! Forza ragazzi, dai! Dai! Dai, esci! Vai, oh! Ancora Trapani che gioca il pallone 100 secondi all'intervallo. Che Assenso unico sei oggi! Pace, Felice, lungolinea Mazzola. Ganci, Va bene, mettiamoci a posto! Scarcelli. Vai Samu, prima! Cella perde. Poi il rimpallo favorisce l'Academy con Cascio. Vai Flavio! Verticale. Mazzola fermato in calcio d'angolo. Angi! Vai con sinistro! Vai con sinistro! Forza ragazzi che non è finita, forza! il dischetto, Samu! La battuta del terzo calcio d'angolo per l'Academy. Allontana Mandala sui piedi di Ganci, respinto. Ancora Ganci ci prova ma la perde, allora occhio alla ripartenza ancora. Giustiniano ancora con la corsa, Giustiniano davanti ad Inzeril, questa volta si oppone. Scade il 35esimo. Sei daltonico pure! Un minuto di recupero. Può essere che qualcuno gli ha detto che deve fare il pitcher in Rossi ed era la che sbagliò.
Nicoletti Immagini. Aspetta, ora vediamo. tiene, palla poi all'indietro, Filippi, ancora per Nicoletti che non la tiene, colpo di testa di Filippi, quello di Ganci, poi ancora Filippi, allontana Saladino, Mazzola, prova a correre, palla geniale dall'altra parte per la Monica. La Monica non trova il tocco giusto, Ganci, Cascio, la Monica anticipato. E su questa giocata si chiude il primo tempo, 5-0 per il Trapani sull'Academy Palermo Calcio. Noi andiamo un attimo in break, poi torniamo. Intanto immagini dai campi del Gatti Sportisti, restate con noi. Una vittoria fondamentale per il vostro campionato, per l'ambiente, per i vostri tifosi che anche oggi vi hanno seguito. Qual è la cosa che si porta dietro più di tutte da questa partita? Ma la cosa che mi porto dietro è che questi ragazzi mi sorprendono tutti i giorni e oggi ancora di più, perché credo che già sapevamo che era una partita difficile contro la prima in classifica e partire 2 minuti e trovarsi sotto di un gol non era facile, invece devo dire che loro con tanta caparbietà, tanta voglia hanno cominciato a giocare come sappiamo giocare, abbiamo pareggiato la partita credo meritatamente e alla fine siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti che sono fondamentali e credo che agli occhi di tutti abbiamo dimostrato di essere anche noi una grande squadra perché abbiamo meritato secondo me di vincere, perché oltre ad aver fatto anche il secondo gol potevamo fare anche il terzo e chiudere la partita. Cosa mi lascia? Sicuramente mi lascia un po' la speranza di continuare e di sperare in questo campionato, anche perché la Nissa in 19 partite ha perso solo una partita e ne ha pareggiata una, quindi anche 3 punti possono essere anche tanti, però mancano ancora 11 partite, nel calcio può succedere qualsiasi cosa, noi dobbiamo essere bravi a continuare come abbiamo fatto in precedenza con i 6 punti, a continuare anche adesso che siamo a 3 punti perché ci vogliamo credere fino in fondo. Ecco, lei ha fatto un accenno all'aspetto mentale, la sua squadra è andata sotto dopo 1 minuto e 13 circa di partita, forse ecco questa è la componente che può aiutare il Favara nel finale di stagione, è un aspetto mentale su cui lavorate, su cui avete dimostrato di essere in partita e soprattutto siete stati bravi appunto a rientrarci in partita nonostante all'inizio con questo stadio, shock, voi comunque avete ripreso la partita e l'avete portata a casa. Sì, ha detto bene, però devo dire che i ragazzi erano già abbastanza concentrati e non solo concentrati, avevamo quella serenità giusta di affrontare una partita difficile. E questo sicuramente ha fatto sì che dopo aver subito il gol con la stessa serenità abbiamo cominciato a giocare, a mettere palla a terra, a giocare, a tenere il possesso palla, perché credo che oggi sotto l'aspetto della gestione della palla l'abbiamo fatto anche abbastanza bene e quella secondo me è anche la nostra forza, anche se poi abbiamo dei giocatori che possono cambiare la partita e piano piano siamo riusciti a raddrizzare quella partita e poi abbiamo preso un coraggio credo immenso perché ci abbiamo sempre creduto, ci credevamo prima, ci abbiamo sempre creduto anche durante la partita e poi alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria che per noi e per i nostri tifosi che ci hanno seguito, per la società è una cosa importante. Per concludere, mister, preferisce ringraziare i tifosi per essere venuti qui a Caltanissetta o invitarli al prossimo appuntamento a riempire il vostro stadio? Io li ringrazio sempre perché non solo vengono a Caltanissetta ma vengono in tutti i posti, ci seguono sempre, ci danno sempre una grossa mano, credo che sia una cosa anche normale arrivato a questo punto perché i primi loro ci credono in questo progetto che è partito il 1° d'agosto. È anche vero che siamo anche 3 punti dietro in classifica, io spero che di domenica di trovare il campo di Favara pieno perché abbiamo bisogno veramente anche di loro. Siamo con il match winner di questa partita, Lucarelli. Che emozione si prova a realizzare un gol così importante, a correre sotto il settore ospiti pieno di tuoi tifosi? Sì, come dici tu è stata un'emozione bellissima che capita una volta ogni tanto e quindi sono molto contento anche se ho fatto tutto il campo ma c'avevo i crampi quindi non potevo andare di più. Però sono molto contento per la squadra e per i tifosi che ci hanno seguito in tanti.
3 punti che vi avvicinano alla Nissa, -3 adesso in classifica. Questo Favara ci crede? Sì, certo che ci crede. Siamo venuti qui a vincere la partita perché se non vinciamo la partita il campionato era finito. Abbiamo giocato e penso che si è visto come il Favara gioca a calcio. I vostri tifosi anche oggi presenti in massa, 450 biglietti venduti, che messaggio gli date anche in vista del finale di stagione, 11 partite alla fine? No, sì, ma i tifosi sono stati sempre presenti, sia in casa che fuori casa. Ricominciare a vincere, a crescere, ricominciare soprattutto a credere in se stessi. Buonasera da Castelbuono, dallo stadio Luigi Failla. Si ritorna qui dopo l'ultima gara disputata il 7 di gennaio contro il Furgatore. Parte Arenoso, il pallone in mezzo al gol. Pennisi, la super giovane Castelbuono avanti. Tancredi Pennisi, Lacitano. Ricordiamo che oggi potrebbero anche andare ad un punto dal Mazzara qualora l'Accademia Trapani riuscisse a sbancare il Dino Vaccaro. Cercare scusate, Altieri, poi Torres prova a passare, pallone per Altieri, nuovamente Torres, la parata da parte di Bene, ma c'era stata una grande costruzione da Torres e Altieri. Diatus va in profondità a cercare Diallo, posizione regolare di Diallo, Diallo si allunga il pallone, Diallo fuori di niente, calcio d'angolo. Fischia l'arbitro, parte Ciancimino, pareggia il Mazzara. 1-1 il gol da parte di Girolamo Ciancimino. 42esimo. Parte il calcio di punizione. Per la conclusione parata bassa il Faione. Seguendo la formazione più offensiva, Belecco prova a passare il pallone per Grandis. Grandis potrebbe concludere, il pallone per Diallo, calcia Diallo, il pallone ribattuto e poi Franchelli non riesce. Di testa da parte di Amisi è buona qui il pallone per Gomez, Gomez che può puntare a Reynoso, Gomez mette il pallone in mezzo, arriva il 2-1 del Mazzara con la deviazione del colpo di testa da parte di Alassia, se non sbaglio. Parte il calcio d'angolo, 3-1 Mazzara. Amisi trova il gol del 3-1. Il pallone per Torres, 1 contro 1 di Torres che se la sposta sul destro, ma la conclusione, la parata da parte di Neve, di Bene, Arenoso. Alla alta, colpo di testa di Pardo. Si decidono da niente, intanto Garofalo va a cercare profondità Franchelli che passa, Franchelli mette il pallone, Pardo! Riapre Pardo, 2-3, Giulio Pardo, il Leopardo delle Nevi, terzo gol contro il Mazzara, giallo intanto per Bene. Il metodo di valutazione, intanto Grandis prova ad avanzare, Grandis il pallone dentro, Torres, la parata da parte di Bene. Parte il calcio di punizione di Arenoso che metterà questo pallone nuovamente dentro, Arenoso, palla dentro, colpo di testa, Bene! Mostruoso su Garopalo. Altra parte ancora Arenoso, conclusione, palla alta, non c'è stata deviazione, finisce qui il Mazzara, vince la prima partita del l'Era Marino, vince per 3-2, le reti da parte di Ciancimino, Martel e Yamisi.
Entriamo per il secondo tempo di Academy Palermo Calcio contro Trapani. Il risultato lo vedete, 5-0 per la squadra di mister Mattia Rao, con il mister invece della squadra di casa Santa Lucia che è pronto a operare il primo cambio. Con l'ingresso di Tallarita, maglia numero 15 per lui. Anzi, i cambi saranno 2 perché è pronto anche Riera. Usciranno Pace e Cascio. Vai Nico! Oh, vedame! Ultimo briefing da parte dei giocatori Granata. E poi il direttore di gara darà il segnale di avvio del secondo tempo. Ci fa iniziare la partita. La prendo io. Devi proprio levare accanto a me per favore, perché pugni non le voglio. Si parte, nessun cambio, ne ha ben donde mister Rao di non cambiare i suoi giocatori dopo il primo tempo. La Mantia manda là Filippi, lancio, intervento subito di Riera, poi Tallarita, non trova Baglione. Qui la palla recuperata da Felice. Sarà rinvio al fondo per Inzerillo. Lancio di Saladino, la Monica per Mazzola, fermato, poi ancora la Monica. Mazzola la tiene, poi cerca ancora la Monica, anticipato da Giallo. Poi guadagna Riera il fallo laterale. Vai signore, su! Vai su! Messa per Riera, battuta, a cercare a trovare la Monica, duello, subentro Mazzola. Mazzola, tocco centrale, Baglione, anticipato, ancora Mazzola. Sinistro di Mazzola! Gran gol! Dell'Academy che prova a tornare in partita, il gol dell'1-5. In rete dunque Gabriele Mazzola. E dunque grande inizio di secondo tempo per la squadra di Santa Lucia. E Trapani che probabilmente ha pushato in maniera molto soft il secondo tempo.
Mazzo, attaccalo, Mazzo! Santoro. Dai. Allargato a destra su Angileri. Intercettato il passaggio, poi si rifugia da Santoro che va da Pastorella. Giallo. Pastorella. Dovete salire, l'amo! Va allo sborioso. Avanza Giustiniano, la Mantia, Mandala, anzi Filippi, che va a questo lancio direttamente dalle parti di Inzerillo. Giocala! La Monica, chiuso da Giallo, che può uscire palla al piede. Nicoletti, fallo di Riera. Punizione. Santoro. Mi muovo senza palla, andiamo! Forza ragazzi, vai! Giallo. Vai! Mandala, palla per Santoro. Pipitone. Pressa Vito! Giustiniano. Occhio dietro Ciccio! Prova a puntare Giustiniano, poi fermato. Lancio, troppo lungo per Marzoli. Giusti, non ce li ha! Saliamo! Vai, Mazzo! Attaccati! Abbasso! Uomo su uomo, l'amo! Lascia stare qua. Oh, Giovanni! Giallo. Allungati! Esci ora, Nico! Battuta lunga, facile per Scarcella. Baglione. Esci, Gabriele! Prova a passare, ancora Baglione. Bravo a liberarsi del pallone. Ganci. Riera. Cerca la palla che la perde. C'è l'avanzata di Pipitone. Il tiro di Pipitone. Bravo a distendersi qui Inzerillo, che respinge anche su Giustiniano. Pipitone, Giustiniano, cross ribattuto. Angileri, pressato da Baglione, poi palla per i due centrali, interviene Ganci. Mazzola riesce a recuperare palla. Riera per la Monica che la perde. Oh, Ciccio! Occhio al tre! Santoro, Vai Bibi, tra le linee! l'avanzata di Giustiniano. Pipitone forse in posizione irregolare, viene comunque fermato. Poi Filippi con un braccio. Torna insieme! Nico, ho bisogno di te, Dai! Dietro, non più avanti! C'è un secondo tempo, sveglia! Anto, fatela dare, Anto! Gioca, Sala! La punizione battuta Ma che buono! da Saladino. Vai Giovanni! La Monica, la Monica fermato. Muovi sta palla! Avanza Pipitone. Giustiniano fermato da Felice. Per la sponda da parte di Maniaci, che non riesce a gestirla. Nico, prendi quella al centro! Lancio verso l'area, colpo di testa. Vai Giovanni! Prima! C'è l'avanzata di la Vai dentro, Monica. Giovanni, vai dentro! Maniaci, la Monica. Aiutatelo! Dai! E poi il fallo, ma si gioca per il vantaggio. Palla verticale, legge Santoro.
L'avanzata. La Mantia. Ottima chiusura di Saladino. Poi chiuso la Monica a sua volta. Appoggiati, 1-2, lo mandi, lui è partito. Inzerillo direttamente in fallo laterale. Avete anche il pallone. Ce l'hai in mezzo al campo, ce l'hai! La chiusura ai danni di Tobia. Mazzola. Vince il rimpallo Mazzola. Ancora Mazzola. Pipitone, salta un uomo. Pipitone, la palla in area. Segna Giustiniano, ma era in fuorigioco. La prima no, ma la seconda sì. Giocala! 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 Dai, giochiamo tranquilli, giochiamo! Scarcella scambia con Ganci. Se lui gli dice gioca. Occhio lì, messi bene! Ora salgo! Brava! Gioca, gioca! Ti propongo e va! Chiudi la Pipì! Giusti! Troppo lontano! Cambio rimessa. Era dalla Monica, rimessa Academy. Mettiti davanti, Gabri! Dai, movimento! Mazzola non riesce a tenerlo. Poi fallo di Mazzola su Nicoletti. Pipitone può avanzare il cross, mette fuori Scarcella, poi Ganci, Baglione fermato. Pipitone cerca di puntare, ancora Pipitone, palla in calcio d'angolo. Scambiano Pipitone e Giustiniano, cross di quest'ultimo, colpo di testa su Santoro che tira, la parata di Inzerillo. Altro scambio corto sull'angolo, il tiro di Giustiniano fuori. Vai ragazzi, forza! Secondo fa la macchina nuova. Gioca! Mattelungo Saladino, Mazzola di testa direttamente fuori. Vai Gabri, vai Gabriele! Tobia per giallo. Mazzo, rimane a destra, Mazzo! Oh, Nico! Rimani! Palla recuperata dall'Academy. Baglione fermato. Dai che andiamo in porta, dai! Forza ragazzi! Palla messa in mezzo, colpo di testa, poi quello di Santoro, infine spazza Filippi. Dai, dai, dai!
pallone gestito qui da Maniaci, recupera il Trapani, Occhio dietro! la Mantia Vai, attacca, attacca! direttamente a Pastorella, Oh, Ciccio, spalla. giallo ancora al portiere, Lo cerca ora. Oh, manda là, sbaglia il controllo, arriva la palla Rita, Baglione, cerca Mazzola, ottimo intervento di Santoro, poi Mazzola, torna sulla palla, lo chiude giallo. Non se la chiama Giovanni. Altra palla recuperata, la Monica non passa sul capitano, nonché autore del primo gol della partita. Nostra, sali. E poi rimessa, Sali, guadagnato sali, Giova, sale. da Saladino. Tutti davanti, Vai ragazzi, forza, vai Ciccio! Ciccio, rimani bravi. Ciccio! Qua va bene, Ciccio. Assistente, per favore, alzati. Assistente. Ok, Fabio, alza. Ah, scusa. La Monica non riesce a controllare, È rosso, gli ho detto ho sbagliato e ti dice. Però si è seduto di nuovo. Pressalo! Pastorella, il lancio di testa Saladino, poi la palla arriva, adesso Saladino, prima era Riera, poi recupera palla solo per un attimo Nicoletti, rimessa per l'Academy. Signore, quello è seduto. Rimessa Nicoletti, rimessa Academy. Vai ragazzi, forza! Dai, passata, dai. Saladino Bello, vai Vito! allarga, Maniaci fermato, torna nella sua posizione Maniaci, qui intanto occhio a Nicoletti, palla allargata, corre Giustiniano, poi fermato Angileri, calcio d'angolo. C'è un cambio nel Trapani, entra Castiglione, esce la Mantia. Questo non c'è convenuto lo scambio. Cambiano l'estato e poi pure il Andiamo a lasciare Nico, bravo, così. Dai però, C'è calcio d'angolo per il Trapani, pallone dentro Inzerillo, poi palla recuperata, lancio lungo, non arriva Mazzola, arriva Santoro, Vito, vai su, Vito! Pastorella, Vai Nico! Vai Nico! Attaccalo! Attaccalo! Non la può prendere con le mani, ma lo capisco. Ma così stiamo così. Vabbè dai, Mazzi! rinvia Pastorella, Nico! il lancio, palla che arriva
Il cross, Castiglione, spalla alla porta, prova a girarsi, fermato. Saliamo, dai! Oh, accorciamo sta squadra! La rimessa poi non controlla. Mazzoni. Tieni! Vai Nico, Nico! Alla pallonata, arbitro! Colpito in pieno Baglione. Noi così ripassiamo. Riprende il gioco. Lancio, colpo di testa di Riera. La pallone che arriva in aria. Fuori gioco di Castiglione e cambi. Pronto Cicuta. Un po' di testa, poi Riera. Mettila giù la palla! Con lunga giallo. No, Stasaria! La mette in fallo laterale. Va male! Che c'hai Antonio? Cambio di messa. Cambio di No, gioca! Va bene, esci Antonio! Il 3, di là sta uscendo. Il cambio. Fuori Felice, dentro Cicuta. Vai Flavio! Vai Cicuta! Così non lo può votare. È uscito già, dai! Dai, Fra! Rimessa Academy. Cross di La Monica direttamente. No, dai! Io questo spero che gli parte qualche... Io la odio troppo. Gli parte qualche Di Saladino, che forse subisce anche fallo. Si gioca. Guarda qua che c'è! Il lancio. Interviene Riera. Gioca! L'apertura sulla Monica. Mare La Monica. Passa per due centrali. Fermato. C'è fallo prima. Oh, Nico, va a saltare lì! Giova, va a saltare! Sì! Giova, va a saltare! Peppe! Via! Vai, io! Nico! Oh, vieni dentro, lì! Samu!
punizione per l'Academy, Baglione direttamente in porta. Para Pastorella. Forza ragazzi, pressatelo! Pressatelo! Ho detto più basso per non fare Riera, poi ganci la Monica. Tallarita. Arriva ancora la Monica fermata. Vai dentro, bravo Nico, dai! Cambio nel Trapani. Arbitro, mi senta uomini in zona. Esce Tobia, entra Di Giovanni. Al centro. Gabri, un po' come questo ragazzo. Non dica ma è uguale da dietro. Sei tu. Andrea è entrato, vai! Ora vi faccio gol. Io ringrazio Dio che non sono in campanello. Può essere che allontanamento invece la sette. Rimessa poi Riera. Pallone che arriva alla Monica, fermato. Palla che non esce. E poi fallo di Riera. 10 alla fine più recupero. Pressalo! Vai Peppe! Vai Peppe! Pastorella rinvia. Palla è girato verso Castiglione. Poi interviene Cicuta. Di Giovanni. Pastorella pressato. Si gira. Va da giallo. Attaccalo che sbaglia! Anda là. Santoro. Giustiniano. Scambio. Ancora Giustiniano. Poi pallone centrale. Interviene Riera. Nicoletti. Controllo. Tiro da dimenticare. Tallarita. Poi Ganci. Interviene Angileri. La Monica. Baglione. Va giù. Niente fallo. Santoro. Nicoletti Santoro. Santoro in area. Passa, pallone in mezzo, conclusione ribattuta, poi ancora Trapani, Giustiniano, passa, poi lo ferma Cicuta, fallo laterale. La rimessa verso l'area, allontanata. Poi tentativo, palla che si perde fuori di Mandala. Giallo, mette il fallo laterale. Chiedi mentre che arrivi dov'è? Prendi il righello, arbitro! Poi bene qui Riera. Sono emozionante, Lungo il rilancio la Monica. La Monica non riesce a tenerla in campo, stremato. Cambio Trapani.
entra Sgroi, esce Filippi, Mi chiamo 18 e sono quelle signore messe da te. Arriva! Pipitone, il tocco di Cicuta, di Giovanni, Castiglione in area, la gira, para Inzerillo, Sali! Oh, mettiamoci davanti, guarda qua, oh, mettiamoci davanti! Vai Ciccio! colpo di testa, la Monica, C'è! Mandala, Giustiniano, Di Giovanni può correre ma è fuori gioco. C'era la camera. Oh, Manzo a tagliare dentro, pure a tagliare sempre al tagliare dentro. Ieri Alla prima. giorno ho fatto una strada. Chiaro. Sei eccezioni facile. E per fischiare arbitro. Ha sempre quella mano alzata. Vai che c'è, vai, tranquillo. Attacco! Ciao. No, vai a destra. Piga! Vai! C'è l'avanzato di Mandala, fermato senza fallo. Scarcella, verticale ottima per Maniaci. Vai Vito! Maniaci vince anche un rimpallo. Mazzola fermato. Bravo Ciccio! Poi Riera, Maniaci fuori gioco. Ci sono i momenti per tirare e quelli per non tirare. Altro cambio Trapani. Esce Nicoletti, Ciao, sono il 20 e li può fare perdere. entra Di Maggio. Allora dicono, no, io se rimanevo già a casa. Come una bella Peppe, abbassa Pionane, guarda l'uomo. Pipitone, Mandala, pallone lungo, poi c'è il recupero palla dell'Academy. Lui era scivolato. Poi Mandala alla centrale, Pipitone, chiusura senza fallo su Angileri, rimessa Trapani. Altro cambio, fuori Mandala, dentro Murana, Vai, ora.
Ormai siamo agli sgoccioli. Castiglione. Fermato. Qui Castiglione la perde. Santoro. Tocco. Angileri. C'è il fallo di La Monica. Cambio in porta del Trapani. Prossimo cambio io, mister. Pronto, Baiata. Stava giocando un cuore che ci regge vecchio. E sulla ciapa non potevano fare. Dai. 3 minuti di recupero da quando ripartirà il gioco. C'è la punizione, blocca Inzerillo. Tallarita passa, non la perde, arriva Ganci, Pipitone, Castiglione tira, palla fuori. La Monica, palla poi messa fuori da Riera. Ha fatto 27 cambi, più diciamo 40 anni. Siamo. Che recupero hai dato? Santoro, Murana, Giustiniano, poi palla recuperata dall'Academy. Vai, Peppe! Baione, Maniaci, c'è il fallo. Ultimi 40 secondi. Già da 2 minuti. E scarcella per gol. Scarcella con la punizione. Mazzola. Tallarita palleggia, poi Pipitone. Ancora il 9. Giustiniano. Ultima azione possibilmente della gara. Murana. Uno sguardo al centro. Cross da dimenticare. Scadono i 3 di recupero. Riera.
Era nella tira in campo. Dai, non perdete tempo! Arbitri a Monopoli, devi andare a giocare. Giallo a Baiata. Dipende. Chi siamo al 38esimo? Quello che decide lei è il libero arbitrio. Santoro. E basta così. Vince il Trapani contro l'Academy Palermo Calcio. Da Sportisi